Prime mascherine arrivate oggi da smistare e distribuire da domani ai comuni dell'area del Bassanese e dell'Altopiano. Per quanto riguarda Bassano, oltre 10.000 intanto le mascherine arrivate depositate alla caserma Montegrappa, dove ANA, Protezione Civile, Agelsi, Associazione Nazionale Carabinieri, Singei e Associazione Soccorritori provvederanno a suddividerle per numero di familiari e a consegnarle porta a porta. Come ci ha spiegato l'assessore bassanese Tamara Bizzotto, dopo questo primo quantitativo le mascherine arriveranno a tranche del 10% ogni giorno fino a raggiungere quota 44.000 circa per coprire il numero dei bassanesi. La distribuzione avviene a seconda degli elenchi divisi dal quartiere più popoloso degli over 75, seguiti da altre fragilità e dalle famiglie. Consegna a domicilio quindi a partire da domani. Un po' di pazienza se ci vorrà qualche giorno prima di arrivare alla piena consegna. Ricordiamo che la mascherina non è presidio medico, ma maggiore protezione in caso di uscita dalla propria abitazione. È strettamente personale, non è in alcun modo consentito prestarla da altri, nemmeno fra i componenti dello stesso nucleo familiare. La mascherina non è lavabile.